L'omelia che abbiamo appena sentito è stata pronunciata dal Vescovo di Ora Treviso, prosegue il rito dell'ordinazione Monsignor Andrea Bruno con la Mazzocato, manifestazione con degli impegni alcune dell'eletto. sottolineature Seguirà il anche canto dal degli punto di epiteti. vista così dell'amicizia, dell'affetto La Chiesa molto che in questo significative, mondo e la Chiesa del cielo quello che si ha uniscono definito lui stesso un nell'intercessione ultimo aiuto verso per chi è partecipare stato con la fede chiamato a far necessaria parte del al collegio degli rito che apostoli. si celebra in questo momento, e questo è il momento L'antica tradizione significativo dei della santi consacrazione padri episcopale di Monsignor richiede che Pizziolo. l'ordinando vescovo sia interrogato in presenza del popolo sul proposito di custodire la fede e di esercitare il proprio ministero. Vuoi, fratello carissimo, adempiere fino alla morte il ministero a noi affidato dagli Apostoli, che noi ora trasmettiamo a te mediante l'imposizione delle mani con la grazia dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Vuoi predicare con fedeltà e perseveranza il Vangelo di Cristo? Sì, lo voglio. Vuoi custodire puro e integro il deposito della fede, secondo la tradizione conservata sempre e dovunque nella Chiesa fin dai tempi degli Apostoli? Sì, lo voglio. Vuoi edificare il corpo di Cristo che è la Chiesa, perseverando nella sua unità, insieme con tutto l'ordine dei Vescovi, sotto l'autorità del successore del Beato Apostolo Pietro? Sì, lo voglio. Vuoi prestare fedele obbedienza al successore del Beato Apostolo Pietro? Sì, lo voglio. Vuoi prenderti cura con amore di padre del popolo santo di Dio e con i presbiteri e i diaconi tuoi collaboratori nel ministero guidarlo sulla via della salvezza? Sì, lo voglio. Vuoi essere sempre accogliente e misericordioso nel nome del Signore verso i poveri e tutti i bisognosi di conforto e di aiuto? Sì, lo voglio. Vuoi, come buon pastore, andare in cerca delle pecore smarrite per riportarle all'ovile di Cristo? Sì, lo voglio. Vuoi pregare senza mai stancarti Dio Onnipotente per il suo popolo santo ed esercitare in modo irreprensibile il ministero del sommo sacerdozio? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Dio che ha iniziato in te la sua opera la porti a compimento. Ci mettiamo in piedi. Ed ora, fratelli carissimi, preghiamo Dio Onnipotente e Misericordioso, perché conceda a questo nuovo eletto la ricchezza della sua grazia per il bene della Chiesa. E invochiamo la Vergine Maria e tutti i santi. Mettiamoci in ginocchio.